La picchiata, minacciata per l'ennesima volta, arrivando addirittura a prendere a martellate la sua macchina. Ma ieri pomeriggio non l'ha fatta franca un operaio di 31 anni di Vittorio Veneto. Ubriaco si è accanito sulla moglie di 29 anni, anche lei operaia. I carabinieri, applicando la nuova legge sulla violenza domestica, lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Stamattina la convalida e la fissazione del processo a suo carico il prossimo settembre. Nel frattempo il tribunale ha imposto al marito violento il divieto di avvicinamento all'abitazione in cui la donna vive con i 2 figli piccoli. Da Vittorio Veneto a Motta, dove una 35enne milanese in preda alla gelosia è stata bloccata mentre cercava di accoltellare il compagno di un'amica che la ospitava. Dopo l'ennesimo litigio, lui voleva che se ne andasse. L'episodio in un bar, immediato l'intervento dei carabinieri. Verosimilmente la causa è legata a motivi sentimentali. Il nucleo radiomobile di Conegliano è intervenuto presso questo esercizio pubblico dove la ragazza in un momento di particolare concitazione si è scagliata contro il giovane con un coltello. È stata disarmata prima dagli avventori e poi dai militari operanti che hanno proceduto al sequestro del coltello e alla denuncia a piede libero nei confronti della ragazza. La 35enne non era nuova a episodi di stalking alle spalle, diversi precedenti.